Buon pomeriggio, ben ritrovati all'Anteprima Sport, una settimana cruciale questa perché si conclude qui il calciomercato, ne parleremo insieme a tanti ospiti. Vi vado a presentare il nostro ospite in studio che è mister Gigi De Rosa, benvenuto mister. Con lui Buonasera a voi, grazie. Parleremo anche dell'Associazione Italiana Allenatori, insomma lui è il presidente della categoria provinciale di Cosenza e quindi parleremo anche di questa associazione che ovviamente, come dicevamo, è a scopo gratuito. Insomma, voi parlate non solo di calcio ma insomma di tutto quello che ruota intorno al calcio. Però mister, io vorrei iniziare parlando di questo calciomercato quest'anno perché sembrava un po' in sordina, con pochi colpi da una sia in Serie A, possiamo dire anche in Serie B, però insomma negli ultimi giorni si è molto velocizzato. Possiamo dare che l'ultima notizia in ordine di tempo, perché riguarda proprio il Cosenza Calcio, è la cessione di Jaime Baez, magari una notizia che era nell'aria ma che magari è inaspettata per molti versi. Avranno fatto una buona offerta sia al calciatore che alla società. La società l'ha fatta, anche sto seguendo anche i nomi che potrebbero arrivare, Occhiuzzi e la società, il direttore col consenso della società lo fanno per aumentare il profilo dell'attacco. Poi a gennaio è ovvio che tutti quanti le squadre si devono muovere perché qualcuno per potenziare la sua classifica, qualcuno per salire su, per tentare la promozione, molti per non retrocedere, quindi è sempre il solito mercato di gennaio che è caliente per un po', ma gli ultimi giorni sono scoppiettanti, come si suol dire. Ne abbiamo parlato molto spesso nel corso delle nostre trasmissioni. Come mai, mister, si arriva a questo mercato di gennaio chiamato mercato di riparazione, ma in molti casi le squadre cambiano proprio pelle, perché magari nel mercato estivo non riescono a mettere a segno quei colpi tanto cercati? Beh, è un anno che dopo questa pandemia è ovvio che sì, si è incominciato, però tutti ormai con la crisi che c'è, anche le squadre di B e di A che giocano senza pubblico tendono un po' a rischiare all'inizio, a far giocare in formazione qualche giocatore che è una specie di scommessa, poi non sempre le ciambelle vengono col buco e poi se non vanno bene si cambiano e certe squadre, come hai detto tu, possono anche cambiare tre quarti di una squadra. Parleremo anche del settore giovanile perché lei insomma, è allenatore anche lì a Rende del settore giovanile che in questo momento è fermo perché insomma, per causa Covid, come sappiamo benissimo. Sì, io faccio il direttore di tutto il settore giovanile con la scuola calcio, partendo dall'attività di base fino alla juniores. Ovviamente è un anno che i ragazzi hanno incominciato un po', un mese, credo settembre, e poi si è fermato di nuovo dopo il lockdown dell'anno scorso che ci sono stati 2 o 3 mesi, credo, da gennaio, fine gennaio fino a tutto il campionato, quindi la federazione ha cercato di incominciare il campionato, però con la seconda ondata, giustamente un po' per proteggere sia atleti che familiari soprattutto, lo vedi anche tu, non solamente nell'ambito del calcio, ma anche nella scuola, in tutte le situazioni lavorative e anche hobby, come si suol dire, di sport. Andiamo a salutare gli ospiti che abbiamo in collegamento via Skype. Antonio Clausi di Cosenza Channel, buon pomeriggio Antonio, so che ti avrò per poco tempo, con te subito parleremo di un argomento molto caldo. E poi Francesco La Luna del Quotidiano del Sud, collabora anche per Cosenza Channel, buon pomeriggio Francesco, ti vedo sorridente. Con te... No, non sapevo ci fosse Clausi, è una sorpresa piacevolissima. Sì, no, ma Clausi l'abbiamo soltanto per 5 minuti, lo sai perché Francesco? Con lui
cui volevo parlare di questo monte ingaggi che riguarda le squadre di calcio di Serie B. Prego la regia di far vedere la grafica proprio che riguarda appunto le formazioni di calcio di Serie B, un'esclusiva di Cosenza Channel. Antonio, il Cosenza, se non sbaglio, è penultimo, almeno per quanto riguarda questa verifica fatta al 31 ottobre 2020. Sì, è importante specificare questo, che si tratta di una verifica fatta dalla Lega per controllare, come dire, i conti di tutte le società cadette, e al 31 ottobre ecco, il Cosenza risultava terzultimo. Nel senso che è una società molto virtuosa, usiamo questo eufemismo, è soltanto il Cittadella con 3 milioni 245 mila e la Reggiana con 4 milioni 102 mila euro spese hanno, come dire, investito meno del Cosenza Calcio. C'è da aggiungere però un particolare, nel senso che il dato riportato qui nella tabella è comprensivo di tassazione, quindi per estrapolare il monte netto di ingaggi servirà più o meno calcolarlo al 60%. Insomma, questo è il dato che emerge. Come dire, quello più importante riguarda chiaramente la SPAL. La SPAL ha investito 22 milioni e 263 mila euro. Insomma, una somma esorbitante che nemmeno, come dire, tante formazioni di bassa classifica di Serie A possono permettersi. Alle spalle della formazione emiliana invece c'è il Monza con il patron Silvio Berlusconi, la Di Galliani, un totale di 20 milioni di euro. Insomma, sono monti ingaggi, emolumenti garantiti ai calciatori che nulla c'entrano con la cadetteria. Guardando, come dire, in generale si evince anche un'altra cosa, vale a dire che maggiormente hanno speso quelle formazioni che negli ultimi 2 anni hanno militato in Serie A. Questo perché? Perché godendo del paracadute garantito loro dalla massima categoria, possono supportare un determinato tipo di peso derivante da questi contratti anche in cadetteria. È chiaro che dal terzo anno devono usare qualche ago per sgonfiare questo pallone, altrimenti si rischia davvero grosso qualora alle spalle non vi siano proprietà pronte a mettere mano al portafoglio e ricapitalizzare con un certo vigore anche le casse societarie che andranno sicuramente in sofferenza. Insomma, questo è il quadro, i dati sono pubblicati sul sito, il Cosenza, diciamo, tra virgolette, conferma nei bassifondi di questa speciale classifica che non per forza di cose significa poi terminare male il campionato. Le altre stagioni, al contrario, hanno testimoniato una salvezza brillante e un'altra soffertissima, ma conquistata all'ultima giornata. Degno di applauso sempre il Cittadella, che capovolge completamente questi numeri e staziona sempre alle porte della Serie A, e non ho dubbi, un giorno o l'altro centrerà questo clamoroso salto di categoria con lungimiranza e pochi investimenti. Antonio, so che ci devi lasciare, io ti ringrazio per aver commentato con noi questi dati che adesso approfondiremo sia insieme a mister De Rosa che a Francesco La Luna, perché insomma Francesco, c'è questo Cittadella, come diceva Antonio, che è importantissimo perché è quello più basso come emolumenti fissi della Serie B, e poi vedo anche questo Empoli che è primo in classifica, però non c'ha il monte ingaggi di tante squadre importanti come dicevamo Monza, Lecce, Frosinone. Insomma è un Empoli che va in alto in classifica nonostante non ha speso tantissimo al 31 ottobre. Vedremo poi cosa accadrà, Francesco, per quanto riguarda il calciomercato, perché se non sbaglio la notizia di oggi è che a Monza è arrivato un altro attaccante alla corte di mister Brocchi che si chiama Dia. Sì, Dio è un gran colpo e credo che sia in questo momento l'attaccante più forte della categoria. Aver portato a casa Dio per il Monza è un grande colpo. Mi chiedo comunque chi giocherà, perché ne hanno una marea, ma
L'abbondanza è un problema che coinvolgerà soprattutto Mister Brocchi, sinceramente a noi non riguarda, anzi. Per quanto riguarda l'Empoli, l'anno scorso ha fatto un mercato di riparazione considerevole perché arrivarono la Mantia, Tutino, comunque giocatori di un certo livello. Spende meno delle altre società? Sì, quelli sono dati, sono numeri. Però d'altro canto comunque è una società che l'anno scorso ha usufruito del paracadute e magari molti ingaggi pesavano più l'anno scorso che quest'anno. È un'opinione, un'idea. Poi davanti ai numeri difficilmente si può commentare appunto con delle opinioni personali, sono numeri e quelli sono. Il Cosenza terzultimo, sinceramente fatico anche a parlarne per una serie di ragioni, ma credo che sia ormai una costante da quando il Cosenza è in Serie B. Ricordo che l'anno scorso era quartultimo come monte ingaggi, quest'anno invece si è persa un'altra posizione. Il primo anno comunque forse penultimo, ma sempre nei bassifondi. Adesso ho un po' un vuoto di memoria, però la differenza col Cittadella qual è? Che se si parla di Cittadella come esempio si deve parlare di una squadra che negli anni in Serie C è andata a prendere appunto Dio, che poi è stato ceduto al Pordenone a 2 milioni e immagino ci sia anche una clausola, una percentuale sulla cessione al Monza, e che poi il Pordenone dopo 6 mesi ha rivenduto praticamente al doppio, perché dovrebbero essere 3 milioni e mezzo, 4 più un eventuale bonus di 500.000. Quindi stiamo parlando di una società che lavora benissimo sullo scouting. Se il modello è quello lì, bisogna lavorare bene sullo scouting, altrimenti spendere poco, prima o poi qualcosa rischia di succedere. Noi ci auguriamo di no, perché è la squadra che raccontiamo, è la squadra anche per la quale, possiamo dirlo senza alcun problema, facciamo il tifo. Però a rischiare in questo modo, peraltro fra il Cosenza e quella successiva, se non vado errato, c'è un distacco di un paio di milioni, perché poi sono tutte accorpate fra i 6 e i 10 milioni, tranne, come diceva giustamente Antonio, quelle che spiccano il volo. Che dire, sperando, non sempre, diceva una cosa giusta il buon Clausi, non sempre spendere tanto ti porta ad avere risultati, però spendere tanto ti può dare una mano ad avere dei buoni risultati, o quantomeno spendere nella media, non in così tanta differenza. Mister, secondo lei si può ripetere il modello Cittadella a Cosenza, o la piazza, visto che lei la conosce benissimo da anni, è una piazza abbastanza esigente, quindi che non vuole aspettare, vuole subito il risultato, adesso e subito, e magari invece il Cittadella punta sui giovani, punta sul vivaio, punta su giovani che piano piano possono crescere e quindi magari arrivare appunto al quarto posto in classifica. Beh, io non credo che, come ha detto Antonio, spendi tanto e vinci tanto, non sempre così. Questo è ovvio che quando mi ricordo, da cosa mi ricordo, è che il Cittadella ha sempre lavorato sul gruppo, su un gruppo fatto negli anni, con i giovani, che si ha il coraggio lì di rischiare, perché sono altre piazze. Mettiamo il Cosenza come tutte le piazze del sud, sì, dove si vive tutta la settimana di calcio, ed è un po' più difficile, a meno che il ragazzo non è già pronto, far giocare un ragazzo. Ovviamente loro stanno lavorando bene, come ha detto un collega di Antonio, anche sullo scouting. Però credo che il Cosenza in questi anni di B abbia fatto la sua parte, anche perché ci sono tanti calciatori in giro. Non è che sta prendendo dei brocchi o arrivano a Cosenza dei brocchi, arrivano a Cosenza gente di categoria e ha fatto il suo percorso buono secondo me. L'anno scorso l'anno scorso si è parlato di una salvezza miracolosa, ma prima del lockdown, perché eravamo messi male in classifica, ma vedendo lo score
di quella classifica precaria, il Cosenza è stato molto sfortunato con Braglia, molto, abbiamo avuto una decina di partite che non si dovevano perdere, proprio una sfortuna le ho viste, dopodiché Roberto ci ha messo del suo e ha fatto il cosiddetto miracolo. Anche quest'anno sto vedendo che sta facendo un buon percorso, gli manca qualche punticino in casa, con lo score che ha fatto credo che stava nella media. Perché rispetto all'anno scorso la classifica, se non sbaglio, sono quasi 3 i punti in meno rispetto al girone d'andata, quindi insomma sono pochissimi. Manca qualche punto in casa, qualche partita che si poteva, anche lui è stato un po' sfortunato in qualche partita in casa, quindi fuori casa sta facendo il suo percorso regolare, credo che manca qualche punto in casa, poi sto vedendo dei nomi, anche stanno arrivando gente di categoria, quindi non sempre, come ha detto Antonio, se spendo vinco, certo. Per forza. Hai più possibilità, ma non è detto, nel calcio è tutto da giocare, prima di vincere le partite si devono giocare. Tantissime le domande che stanno arrivando, innanzitutto un affettuoso saluto a Gigi, quanti bei ricordi, noi lo salutiamo ma non si è firmato, quindi insomma, lo salutiamo comunque questo nostro telespettatore. Ovviamente se avete domande per i nostri ospiti siamo qui pronti per porle, lo chiedo a Francesco La Luna. Il Cosenza cercava Delia, Vitale o Tripaldelli, ha preso la riserva del Pescara, Crecco, cercava Romulo e ha preso Gerbo, cercava Acampora o Busellà e arriva dal Torino un classe 2000 a dopo, cercava i Rivier, Pettinari, Asensio e ti trovi con Bakogu, preso a 0 ma fermo da 6 mesi. Possibile mai che questa società deve sempre optare per la quarta scelta? Per non parlare dei calciatori di proprietà come Baez che è andato a Cremona, ne restano 10 di proprietà di cui 6 scadenza al 30 giugno 2021. Questa è la domanda che ci pone Marco da Cosenza. Francesco, rispondi tu. Beh, più che una domanda è un'affermazione. È un'affermazione, sì. Ha fatto una disanima di quello che doveva essere. No, allora la disanima, vabbè. Io sono ancora scosso interiormente dalla partenza di Jaime Baez, che era il mio giocatore preferito, quindi qualcosa la sbaglierò, però con il tuo aiuto, Anna. Sì. Allora, partiamo dalla corsia sinistra. Corsia sinistra sono stati Delia era in uscita da Frosinone, ma era in uscita assieme a un altro esterno del quale adesso non ricordo il cognome e si è preferito cedere quest'ultimo. Vitale è andato al Frosinone perché chiedeva troppo di ingaggio, mentre con Tripaldelli, come abbiamo scritto su Cosenza Channel, c'è stato semplicemente un avvicinamento, però poi il giocatore ha preferito non trasferirsi, quindi per questo alla fine si è virati su Crecco, che comunque era una delle scelte del DS Trinchera, quindi non è corretto dire che sia stata una quarta scelta, almeno conti alla mano. Poi per quanto riguarda la corsia destra, Romulo, l'abbiamo scritto, aveva una richiesta di ingaggio esagerata, ma comunque con Gerbo la trattativa era reale già da un po' di tempo, quindi non è neanche lì una seconda scelta. Si è valutato, sono valutazioni che in sede di mercato vanno fatte. E per quanto riguarda l'attacco, ora io non, dato il mio stato umorale, cerco di contenermi il più possibile, ma credo che ci sia un errore di fiducia, nel senso, se escono 6.200 nomi, sì, gran parte dei quali di alto lignaggio, e poi è naturale che se arriva Mbakogu, che comunque è un ottimo giocatore e nessuno lo discute perché se in forma è devastante, il tifoso ci può restare male, ma è normale, è giustissimo che sia così. A noi però sta il compito di informare in modo corretto. Per quanto ne sappiamo noi, ribadisco, ma ci tengo a sottolinearlo non per presunta superiorità, ma più che altro per smorzare un attimino gli entusiasmi. Per ciò che ne sappiamo noi, il Cosenza non è un'opzione per Rivière. Per ciò che ne sappiamo noi, Rivière non verrà a Cosenza.
ma quantomeno noi facciamo questo lavoro e ci dispiace perché noi lo vorremmo scrivere che Rivière potrebbe arrivare a Cosenza da un momento all'altro, ma a noi è stata smentita questa cosa, quindi a un certo punto capisco il tifoso Marco, mi sembra, giusto Anna? Sì, sì, anche perché mi chiedono pure, non ci tenete sulle spine, Rivière è già nostro, è un'affermazione questa. Ma no, ma allora... non possiamo darvi notizie che non sono vere. Ma non possiamo... No, esatto, cioè io non posso dare notizie che sono infondate o tendenziose. Certo. Noi ad oggi, 29 di gennaio, alle ore 15:29, sappiamo che il Cosenza non è assolutamente un'opzione per Emmanuel Rivière. Poi mancano 3 giorni alla fine del mercato, 4 perché chiuderà il primo febbraio, quindi ci sono 3 giorni, ma al momento non esiste una trattativa per Emmanuel Rivière. E a me dà fastidio che giustamente poi il tifoso dice ma abbiamo preso un Bakogu che è svincolato ed era la quarta scelta. Ma se tu non hai mai trattato Rivière, come pretendi di prendere Rivière? E questo non è, ribadisco, un atto d'accusa verso nessuno. Però poi è naturale che venga criticato un direttore come Trinchera che sta facendo un lavoro encomiabile perché sta portando giocatori di categoria a Cosenza come Trotta, come Tremolada, come lo stesso Gerbo, ma anche Mbakogu. Hai anticipato la nostra domanda perché mi chiedevano chi erano i calciatori che sono arrivati a Cosenza, però Francesco ti dico di stare lì un attimo perché c'è una pausa pubblicitaria e tassativa, quindi ci fermiamo e riparliamo tra pochissimo anche di questo. Seconda parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati con tantissime domande che stanno arrivando per i nostri ospiti. Innanzitutto vorrei sapere ufficialmente ad oggi se si possono sapere gli acquisti del Cosenza dal mercato di gennaio. Mi pare che Francesco proprio in chiusura li ha elencati. Un saluto al grande mister Gigi Cuore Rosso-Blu, questo ci scrivono i nostri telespettatori. E poi ancora, abbiamo detto la cosa che riguarda Rivière perché non abbiamo la certezza, però Caranna ribadisco, dobbiamo vincere gli scontri diretti, valgono il doppio se si gioca per il pareggio, esempio in 2 partite puoi al massimo fare 2 punti, se invece giochi il tutto per tutto può darsi che una la vinci e l'altra la perdi, quindi fai 3 punti, 1 in più rispetto ai 2 pareggi, però suppongo mister che nessuno voglia giocare per il pareggio. Ovviamente è difficile pure giocare per il pareggio. Quindi ovviamente si gioca con il coltello fra i denti e appunto questo ci chiedono. Abbiamo un girone di ritorno per salvarci, questa è l'unica priorità che Occhiuzzi deve avere, poi sono sicuro che con i nuovi innessi abbiamo i valori per tirarci fuori da questa situazione, quindi alta la concentrazione e dritti a puntare a cambiare una stagione che ancora può regalare a tutti noi delle soddisfazioni, anche perché mister, la vedremo fra un attimo, la classifica è molto corta, cioè a parte le prime in classifica, però in basso è bagarre. Come ho detto prima, il percorso di Roberto e del Cosenza Calcio... Ce la sta mostrando il nostro regista Luca. Sì, è quello lì, gli mancano quei 2 o 3 punticini che stava un po' sopra la zona retrocessione, e questo facendo il minimo. In Serie B facendo il minimo è una gran cosa, un campionato di Serie B è sempre stato duro, e si combatte fino alla fine, domenica in domenica arrivano le sorprese, poche certezze ci sono alle vigilie, quindi secondo me mancano quei 2 o 3 punti che sono stati persi in casa e poi facendo un girone di ritorno sulla stessa linea. Buon pomeriggio, un caro saluto a Gigi De Rosa, bandiera del Cosenza. Gli volevo chiedere, nell'Interland cosentino ci sono tanti giovani bravi, come mai il Cosenza non manda un osservatore? Questo ce lo chiede Antonio, che noi salutiamo e ricambiamo i suoi saluti. Beh, questo periodo è stato un po' difficile. Certo, difficile anche mandare, sì. Visto che i campionati sono anche fermi, se non sbaglio. Sì, sono tutti fermi, quindi è stato un po' certamente fare un po' di scouting nella regione sarebbe una cosa, ma credo che qualcosina il Cosenza lo fa in regione, perché parecchi nel settore giovanile sono
sono quasi tutti del posto, della regione, quindi, o della provincia. Secondo me manca una struttura dove poterli tenere sott'occhio, dove poter fare un lavoro certosino, dove poter lavorare sui difetti, far crescere nelle caratteristiche dei giocatori, dei ragazzi ne hanno bisogno. Secondo me manca questa roba qui. Altrimenti non è che sono scemi, che qui sono scemi, a Cosenza sono scemi, dalle altre parti sono più intelligenti. Manca, dove è sempre mancato, una struttura dove tutto il settore giovanile è lì, si controlla per bene, si fanno dei lavori certosini. Questo sicuramente sì, ma non è facile neanche fare una struttura, fare tutto questo ambaradan. E l'abbiamo detto anche prima a microfoni spenti, perché mister, le anticipo questa domanda: si è preso 700.000 euro, non ha capito che bisogna programmare come fa il Cittadella, ma noi non siamo il Cittadella purtroppo, però come diceva lei mancano proprio le strutture. Perché io vedo che, poverini, Cosenza, ma c'è un gruppo che si allena in un campo, un altro gruppo che si allena in un altro campo, c'è delle categorie, quindi non ce li hai tutti sotto controllo, gli allenatori sono bravi anche qui, non è che sono scienziati dalle altre parti. Sicuramente quello che manca, come ti ho detto, per fare un lavoro certosino e tenere una casa, una cosiddetta casa, e lavorare sul posto, lavorare a rapporto diretto. Tu vedi il calciatore, lo vedono tutti gli addetti ai lavori, si fanno delle relazioni giornaliere o settimanali. Queste situazioni sicuramente non lo fanno, però hanno delle difficoltà perché un po' di dispersione c'è. Credo che sullo scouting lo fa, perché arrivano tutti i ragazzi della provincia, anche della regione. Poi può darsi pure che in questi anni qui non c'è stato un ragazzo, oppure vedi Sueva, che potevano anche farlo crescere un po' prima, perché il ragazzo ha dato segni positivi. E questo ritorniamo indietro, dove è una città, l'allenatore che viene qui dice no, io mi devo salvare, quindi rischiare per un giovane, e lì deve essere la politica che mi dicevi come Cittadella: guarda, tu vieni, vuoi allenare, c'è questo giovane che deve giocare, quindi lo impongo di far giocare, almeno 2 mesi, 3 mesi lo fai giocare, poi vediamo come va, perché è un patrimonio della società e impongono. Ma possono nascere delle sinergie, ne parlava anche mister Gagliardi la scorsa volta, magari proprio con queste società satellite che potrebbero essere anche il Rende in Serie D? Ma guarda, o c'è troppo campanilismo? Lei no, che conosce... io sono a Cosenza da tanto, quindi dall'87, dopo 2 o 3 anni che mi ero un po' ambientato, vedevo il Rende che faceva la Serie D, dico, ma perché non si uniscono, fanno 2 società, però una società satellite dove qui fai il giovane e lì fai il risultato. Doveva essere, sicuramente se erano in simbiosi, sicuramente anche i giovani del Rende potevano avere una categoria importante, perché se erano in simbiosi, un'annata che stavano andando male i giovani del Rende, il Cosenza che era in Serie B, a 3-4 giocatori a gennaio li poteva mandare a Rende per farli salvare, e questa è una situazione un po' di simbiosi dove può far crescere il territorio. Non dico che sarà il Rende, però all'epoca io lo pensavo, forse politiche, forse non credo campanilismo. Perché per esempio... Il campanilismo c'è perché nella città, sai, come dappertutto, però ma non la credo. tifoseria più che altro. Secondo me erano forze politiche che forse all'epoca c'erano 2 personaggi importanti, c'era l'onorevole Mancini, il Principe, quindi erano figure importanti. Francesco, ritorniamo al mercato, perché sono tantissime le domande che ci stanno ponendo sul mercato. Iniziamo da Pettinari. Che fine farà? Riviese lascia la Serie A per tornare in Serie B o torna al Cosenza, oppure potrebbe andare in qualche squadra che punta a fare il salto come Pordenone, Pisa e Chievo?
Sì. Si batte sempre lì, Francesco, sul Riviera. Cioè, mi limito a sì, perché io mi agito poi. So che non dovrei farlo, so che sono un professionista, tutto quello che volete. Però poi a una certa mi agito. No, ma a parte gli scherzi, torniamo seri. Allora, pettinari sono i nomi caldi del mercato ed è normale che i tifosi chiedano di questo. Per quanto riguarda entrambi, ci sono le stesse squadre di sopra. E stiamo parlando del Pordenone che ha incassato una cifra spropositata per la Serie B, perché stiamo parlando di, abbiamo detto, i 4 milioni e mezzo orientativamente. E anche la Cremonese, perché allora molti hanno detto cedere Baez a una diretta concorrente per la salvezza non è una buona idea. Anche l'Empoli l'anno scorso era diretta concorrente della salvezza a fine girone d'andata, poi ha preso la Mantia e Tutino ed è arrivata ai playoff. Una squadra che si può permettere Ariedo Braida come direttore dell'area tecnica non è una diretta concorrente del Cosenza per la salvezza. Dirette concorrenti sono altre. La Cremonese è una potenza di fuoco. Poi puoi sbagliare l'annata, come è successo l'anno scorso al Perugia, per dire che era arrivato in zona playoff al girone d'andata e nel post lockdown credo abbia vinto una partita e si è fatto recuperare tanto da poi retrocedere in Serie C. E io, vivendo a Perugia l'anno scorso, avevo capito anche che si era rotto qualcosa nell'ingranaggio già dal pre-lockdown, dall'esonero di Oddo. E quindi Pettinari e Rivière, per chiudere il discorso, sono due profili che in questo momento non hanno motivo di essere accostati al Cosenza, perché ci sono almeno 3-4 squadre che hanno una potenza economica superiore alla tua e che hanno un progetto superiore al tuo. Ci tengo a precisare un'altra cosa, mi perdonerai Anna, ma è giusto una noticina. Nessuno ha mai sentito dire a Rivière, come ho letto da alcune parti, io torno solo a Cosenza, ma non è minimamente vero, perché non esiste. Io non metto in dubbio l'affetto che il ragazzo provi per la piazza che lo ha rilanciato al grande calcio. Negare una cosa del genere è follia, ma anche dire una cosa del genere è altrettanto folle, perché, ribadisco quanto sopra, si rischia di illudere il tifoso. Poi se al primo febbraio succede una cosa impensabile, il Cosenza prende Ibrahimovic, io sono contentissimo di scriverlo, ma il Cosenza non prenderà Ibrahimovic. Sono notizie che sono arrivate anche magari quando Tutino, no, è andato a Napoli, diceva io torno in Serie B solo con il Cosenza. Creano false illusioni nei tifosi e quindi infatti ci chiedono Riviera, Senzio, Pettinari, giusto per non farci ulteriori illusioni. Francesco, intuito male o dalle parole di Francesco Laluna si evince che in attacco non arrivi più il tanto atteso colpo? No, tu non hai detto che non arriva il colpo, hai detto io non sto escludendo niente, vi ho solo escluso per il momento, ribadisco, ad oggi 29 sono diventate le 15:45 invece delle 15:30. Se lo devo ripetere ogni quarto d'ora, Anna, che cambiamo trasmissione. Ad oggi, no, torniamo seri un attimo, capisco che i tuoi telespettatori vogliono sapere. Ad oggi non esistono le condizioni per cui né Emmanuel Rivière né tantomeno Stefano Pettinari possano arrivare a Cosenza. Quindi il colpo in attacco, comunque presentarsi con Trotte e Mbakogu, mi sembra, anche perché, come ha scritto il buon Clausi poco fa, Mbakogu tecnicamente sarebbe già del Cosenza, adesso spetta alla società decidere in base ai risultati dei test atletici e in base a quello che serve a Roberto Chiuzzi, ma i test sappiamo che sono andati molto bene. Trotta, Mbakogu, Carrette, è andato via Baez, ci sono Tremolade e Balulì sulla tre quarti. Come abbiamo scritto su Cosenza Channel, un profilo che piace molto è De Luca in uscita dall'Entella, oppure questo giovanissimo del Bologna, Okonkwo. Sì, mi chiedono anche questo. Dopo Cosenza e Regina si aggiunge il Pescara, di certo dovrà essere il ragazzo a decidere, e chi dice che non raggiunga il connazionale Mbakogu.
Sì, sì, su Oquonco ci sono forti tutte e tre le squadre. Cosenza, Regina e come abbiamo scritto, credo che il tifoso abbia riportato proprio il sottotitolo di Antonio Paro Paro, perché questo era quando me l'ha mandato. C'è anche il Pescara che si è inserito nella corsa e può essere un'opzione. Poi io, come diceva giustamente il tuo telespettatore, Anna, evito di creare false illusioni perché sarò duro, sarò crudo, ma credo che a noi ci tocchi fare cronaca e non alimentare false speranze. Poi è bello sognare con gli occhi del tifoso. Io sogno che Baez ritorni domani mattina a Cosenza, ma ovviamente non succederà. Ed è questo purtroppo da una parte il nostro compito. Noi l'avevo scritto quest'estate, noi vorremmo scrivere con tutto il cuore che Messi e Ronaldo saranno il prossimo tandem d'attacco del Cosenza, ma se non è vero non possiamo illudere i nostri lettori e non possiamo svilire la professione a una rincorsa al click. Tutto qui. Francesco, brevemente, solo l'elenco degli acquisti che mi stanno chiedendo, per favore, li ripeti per cortesia, quali sono gli ultimi acquisti del Cosenza, che me lo stanno chiedendo in tanti. Ribadiamoli così una volta per tutte ci togliamo il pensiero. Allora, in entrata Tremolada, Trotta, Gerbo, gli ufficiali. Certo. Poi dovrebbe firmare oggi Grecco del Pescara, Scuola Lazio, buon giocatore, e Mbakogu in prova si aspetta la firma, il Cosenza lo ha già bloccato, o meglio c'è già la firma, il Cosenza deve decidere, scusate. Quindi per il momento sono 3 più 2 per i quali si attende l'ufficialità. In uscita abbiamo... Sì, vai Francesco. Baez e Borrelli, tanto su 2, quindi non ti preoccupare. E mi chiedono se con i 700.000 euro la squadra troverà il sostituto di Baez. Penso che lo speriamo tutti, questa soluzione. Il sostituto di Baez c'è in realtà, che è Tremolada. Il problema è un altro, è che Tremolada è in prestito secco, come Balulì è in prestito. Quindi bisognerà investire per trovare un giocatore di pari livello a Baez, che però... Faccio un piccolo inciso e poi ti restituisco la parola e giuro che mi taccio da qua a fine trasmissione. No, assolutamente. Però è un classe 95 che è vero che riuscirà a fare una plusvalenza in questo periodo, ma lo confermerà anche il mister, è tutto di guadagnato perché non esistono società che gli pagano un giocatore adesso. Punto e virgola, era un classe 95 di grandissima prospettiva in Serie B ed era considerato il top player del Cosenza in questo momento, quindi rimane un punto interrogativo. Un punto interrogativo. Dobbiamo sentire anche le interviste perché so che sono tantissime le domande che ci inviate, però dobbiamo anche far sentire i protagonisti di questo campionato. Intanto chiedo a mister De Rosi, in una recente intervista il capitano Corsi ha dichiarato: speriamo di trovare un bel tempo sabato a Chiavari perché con il campo sintetico è difficile giocare lì. In uno scontro salvezza la variante terreno, secondo lei, potrebbe favorire la squadra di casa? La squadra di casa lo conosce meglio, però oggi come oggi stiamo abituando a delle partite senza pubblico, quindi è sempre secondo me una partita da tripla. Una partita da tripla, devi dire. Sì. Andiamo a vedere intanto le parole, andiamo a sentire le parole di mister Occhiuzzi proprio prima della partenza per Chiavari. Ma onestamente al mercato magari, soprattutto io, ci pensi o la mattina o il dopo allenamento, perché comunque ci sentiamo col direttore, magari si valutano alcune cose. Per il resto quando si entra in campo pensiamo a tutt'altro, pensiamo a preparare una gara molto difficile, molto delicata per noi, contro una squadra che sta uscendo fuori da un periodo brutto, avendo una striscia di risultati positivi, quindi una squadra comunque forte, allenata bene da un allenatore molto bravo che stimo tantissimo, e quindi dovremmo avere solo la testa al campo noi. Allora, sulle certezze quello che dico io è sempre, almeno io le certezze le cerco su quello che siamo come squadra, su cosa proponiamo, su cosa
su cosa non siamo bravi, perché non è che sì, noi giochiamo bene, ma se non arrivano le vittorie magari manca qualcosa, e quel qualcosa lo devo ricercare nel gioco, nell'organizzazione, nel dover dare qualcosa in più io alla squadra sotto questo punto di vista, perché il mio lavoro è quello, è la ricerca, far rendere al meglio questi calciatori per quello che è il nostro modo di interpretare le gare, insomma. Ma credetemi, per adesso io sto davvero pensando a quello che è questa gara, perché farei un errore a pensare ad altro, perché il mio lavoro è il campo. Il campo devo davvero, ripeto, dare delle certezze lì davanti, accelerare il lavoro se ci sono nuovi innesti, perché devo accelerare il lavoro, far capire subito quello che voglio, perché deve crescere l'identità della squadra, e comunque deve crescere anche, dobbiamo essere più continui nel proporre il nostro gioco e nell'interpretare come vogliamo noi le gare, perché quando interpretiamo le gare in un certo modo il Cosenza dà sempre l'impressione che può vincere la gara se la lotta, quindi io è quello che voglio, quello che fino alla fine noi dobbiamo sempre cercare di poter fare la gara sì in fase di possesso, non possesso, quindi insomma si lavora su questo, insomma. Ma poi è normale, quando si chiude il mercato con gli uomini a disposizione si possono valutare tutte le situazioni. È normale che ad oggi penso chi ho a disposizione, e quindi devo lavorare su chi ho a disposizione nel miglior modo possibile. Lo è stato a inizio campionato, quando siamo andati a Ferrara avevamo molti magari giovani della primavera in panchina, comunque avevo a disposizione quei 13 calciatori, e con quei 13 calciatori abbiamo cercato di fare a inizio stagione determinate cose, portare comunque dei risultati. Quindi figuratevi oggi se con chi ho a disposizione devo comunque mantenere una certa identità, anzi rafforzarla. Francesco, ovviamente mi arrivano tantissime domande che puntano sempre sul Riviera, io non te le pongo più perché insomma siamo arrivati veramente alla frutta, credimi, però volevano sapere, non so se tu ne sei a conoscenza di queste plusvalenze che ha fatto il Cosenza con la gestione di Baez. Cifre alla mano mi chiedono, quindi mi raccomando. È una plusvalenza, è la prima plusvalenza dell'era Guarascio, l'ha scritto. Sembra che io sia il fan club di Clausi, ma è perché lavoriamo assieme e non ricordo mai chi scrive cosa, quindi diciamo che l'ha scritto Antonio, ma dovrebbe averlo scritto lui. È la prima plusvalenza dell'era Guarascio ed è la prima plusvalenza del Cosenza dopo quella di Domenico Danti a Siena. Credo che siano, se non vado errato, 700.000 la cifra guadagnata dalla società con la cessione di Jaime Baez. E sono 100.000 in meno rispetto appunto a Danti sotto la gestione Mirabelli come direttore sportivo si intende, e sono un po' di meno, ma è un'altra epoca rispetto a Nassim Mendil. Come verranno investiti? Purtroppo non possedendo sfere di cristallo, neanche di quelle che le scuoti per gioco e ti danno risposte sbagliate sulla tua vita, non possiamo dirlo. Ci auguriamo che vengano reinvestiti per un colpo da categoria, da Serie B, e soprattutto per prendere un calciatore di proprietà come era Baez, che adesso se n'è andato. Quindi al momento il Cosenza ha 5 giocatori di proprietà, tanti quanti ne avevo prima, consci del fatto che abbia già fatto firmare, come abbiamo detto, il contratto a Mbakogo, e che adesso dovrà decidere con questa famosa clausola di prolungamento unilaterale, ovvero sia nel caso in cui Mbakogo dovesse far bene, come si aspetta la società rossoblù nel momento in cui dovesse metterlo sotto contratto, lo stesso Mbakogo sarà rinnovato automaticamente dal Cosenza. Questa la situazione, quindi siamo fra i 5 e i 6 giocatori di proprietà al momento, e a questo punto quei 700.000 euro mi auguro che vengano reinvestiti per un altro giocatore di proprietà, almeno da 5 a 7, dai, è un buon passaggio, senza contare ovviamente tutti quelli a scadenza. Mister, mi scrivono: a Cosenza viviamo di illusioni da sempre. Non è vero, perché insomma il Cosenza ha sfiorato tante volte la Serie A, quindi insomma non è un'illusione guardare
un obiettivo che magari a Cosenza manca veramente, perché è l'unica città calabrese che non ha purtroppo giocato in Serie A. È mancato a me quando giocavo, quindi tuttora sicuramente. Sicuramente quegli anni là noi siamo stati un po' sfortunati, sia quell'anno di Mutti sia quell'anno di Silipo. C'è stato di mezzo la sfortuna, vuol dire che per ora il Cosenza lì all'epoca ci disse no, tu per ora no, però speriamo. Quindi siamo in debito con Siamo in debito un po', sì, speriamo che in questi anni, non dico che dobbiamo aspettare tanto, però un po' di fortuna giri dalla parte del dalla Cosenza. parte nostra. Mi chiedono invece di Trinchera, secondo lei firmerà il prolungamento del contratto o non sarà confermato? Io penso che queste dinamiche le sapremo subito dopo la fine del calciomercato, perché Troppo poi presto. insomma si saprà quello che è il futuro del direttore sportivo, che comunque a Cosenza in questi ultimi anni ha fatto bene. Ricordiamo, ha centrato la Serie B, tanti allenatori, cioè adesso si è puntato su mister Occhiuzzi. Infatti le volevo chiedere proprio il suo pensiero su Occhiuzzi. Lo vediamo un mister riflessivo, un mister insomma preparato, che studia bene gli avversari. Ma Roberto è, secondo me, bravo, ha lavorato bene. Poi, come ho detto all'inizio, non sono andato dentro ad approfondire, ci ha messo del suo nel dopo lockdown, quando ha fatto, mi sembra dopo una partita che perse, mi sembra che perdemmo a Spezia forse, con lo Spezia prendemmo un'imbarcata di gol forse. E lì è cambiato, è stato perché in un 3-4-3 il problema è andare a prendere il mediano basso, dove quasi tutte le squadre giocano un 4-3-3, un 3-5-2, è difficile andare a prendere il mediano basso con un 3-4-3 classico, quindi lui Bait mi sembra, cominciò a giocare con 3-4, col trequartista 1-2 e di là è andato molto bene, quindi ci ha messo del suo e sta dimostrando ancora con il percorso che sta facendo quest'anno di starci nella categoria. Dobbiamo fermare per la pubblicità, ancora tantissime domande sul calciomercato, però dobbiamo anche parlare degli avversari, non solo del Cosenza ma anche delle altre squadre calabresi. Ci vediamo tra poco. Mister, mi scrivono quello che manca a questo punto al Cosenza è un regista tipo Gigi De Rosa. Lo ringrazio, ma credo che quando si è in zone pericolose, che la squadra non riesce a venire fuori subito dalle zone pericolose, far bene, manca sempre qualcosa a tutti. Quando vanno un po' così e così le cose manca sempre qualcosa a tutti. Manca sempre qualcosa. Può essere il regista, può essere l'attaccante, può essere il portiere. C'è giocatori buoni, c'è giocatori di categoria, la squadra sta giocando, ha sempre giocato. Credo che abbia sbagliato una partita, da quello che ho sentito, perché non l'ho seguita la TV, ho seguito i risultati, i giornali, un po' di highlight. Sì. Credo che forse neanche con l'Empoli abbia fatto una brutta partita. Sì, abbiamo sempre giocato alla pari anche con Formazioni. Sì, c'è stata forse col Pisa, che sentivo, forse col Pisa si è avuto una prestazione al di sotto, forse, ma non ricordo bene, c'è stata una partita in casa, altrimenti ha sempre giocato bene, è andata in credito con la fortuna, quindi ha giocatori anche mezzo a campo che possono fare la differenza anche in Serie B, giocatori di categoria. Mi ripeto, ma credo che finora gli mancano quei 2 o 3 punti in casa per avere un cammino tranquillo. Un cammino tranquillo. Mi chiedevano perché si fanno i conti su quanti giocatori abbiamo di proprietà, vince qualcosa chi ne ha di più? No, sì, lo dicevamo anche a microfono è una spento. situazione di fare un gruppo, un sottogruppo dove la squadra diventa più forte con gli innesti che arrivano poi anno per anno. Li vai a scegliere, quindi oculati, con le caratteristiche che manca, è molto più facile per l'allenatore e per la squadra crescere.
E poi invece su questo giocatore Okawonko, l'abbiamo già detto prima anche con Francesco La Luna, è un giocatore, il Cosenza è entrato in trattativa insieme alla Regina, insomma potrebbe anche evolvere in maniera positiva questa trattativa, staremo a vedere nelle prossime ore cosa succederà. Intanto volevo chiederle, mister, per quanto riguarda la Regina, così parliamo anche delle altre squadre calabresi, che giocherà in posticipo lunedì con la Salernitana, che impressione le ha fatto questa Regina? Dopo il cambio tecnico c'è stata una sorta di moto d'orgoglio anche da parte dei calciatori, adesso sta cambiando un po' di pedine anche per quanto riguarda il calciomercato, però è una Regina che puntava in alto in classifica, adesso si trova risucchiata nelle zone basse della classifica. Guarda, a me dispiace per l'esonero di Mimmo, dove ha vinto un campionato, lì ha ridato vita al calcio reggino. E dopodiché il calcio è questo qui, quando le cose vanno male è sempre l'allenatore che paga. Io sono detto che un allenatore bravo non è che deve vincere sempre, poi ci sono tanti fattori, tante dinamiche, tante cose. Io credo che la Regina sia partita una squadra forte, sì, ma un po' anzianotta. Troppi giocatori navigati che magari sono a fine carriera. Forse. Che poi alle prime difficoltà credo che sono andati un po' ognuno per conto suo, tra virgolette. Questo forse è stato l'handicap della prima parte della Regina, dove poi poi non sono, le mie non sono, è il mio pensiero, dove Mimmo poi ha pagato per tutti. Certo, perché poi paga sempre purtroppo l'allenatore. Sì, credo, il mio pensiero è questo qui. Non avevano una media molto alta di età. Francesco, tu che cosa ne pensi invece di questa Regina che comunque è tornata sul mercato, molte cessioni, anche tanti arrivi, insomma mister Baroni sta cambiando un po' pelle a questa Regina che abbiamo visto nella prima parte del campionato. Ora c'è il girone di ritorno, secondo te può ancora pensare di entrare magari nei play-off, nei tanto agoniati play-off? La Regina ha speso nei play-off, ma non riesce a rendere per i play-off. Ti sentiamo male, Francesco, ti sentiamo male. Vediamo un attimo. Mi sento malissimo anche io. Proviamo a ripristinare il collegamento con Francesco. Intanto chiedo alla regia di vedere anche per quanto riguarda la Serie B, visto che abbiamo visto la classifica, anche gli appuntamenti, il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B, così da avere un quadro completo. Ascoli Chievo, Brescia Monza, Cosenza Pordenone, Cremonese Spal, Frosinone Regina. No, non ho questa classifica e questo prossimo turno per quanto riguarda la Serie B, ve la vado a leggere io che ce l'ho qui infatti davanti. Ascoli Brescia, Chievo Pescara, Cittadella Cremonese, Empoli Frosinone, Pisa Reggiana, Pordenone Lecce, Regina Salernitana, Spal Monza, Vicenza Venezia e Virtus Entella Cosenza. Si inizia ovviamente con l'anticipo di questa serie e poi ci sarà in posticipo questa gara fra Regina e Salernitana. Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Francesco La Luna, se lo sentiamo un po' meglio rispetto a prima ti sentivamo un po' robotico Francesco. Sulla Regina la mia domanda è sempre la stessa. No, non ti sentiamo, purtroppo non ti sentiamo. Vediamo di ricollegarci nuovamente, magari è un problema proprio di linea. Mister, invece parlando di Serie A, torneremo fra poco a parlare di Regina, andiamo a vedere anche per quanto riguarda il prossimo turno della Serie A, perché c'è questo Crotone che si trova invischiato nelle zone basse, Cenerentola del torneo per quanto riguarda la Serie A, però è un Crotone che nelle ultime uscite sta dimostrando di mettercela tutta per cercare di risalire la china. Facciamo tutto il tifo per il Crotone. Certo. Serie A, ma è migliorato molto, facendo una buona vittoria, l'ultima in casa che ha fatto.
però erano 4-5 partite che il Crotone dava segnali molto positivi. Si gioca la sua salvezza, secondo me il Crotone fino alla fine lotterà per salvarsi, si aspetterà sicuramente, se avrà una continuità di risultati positivi, perché in Serie A non è facile salire la china, perché dopo una partita che vinci, ti incontri la Juve, e dopo fai 2 pareggi con squadre e poi incontri l'Inter. Certo. Cioè la sconfitta, non dico che deve essere per forza sconfitta, però giocare contro gli squadroni l'80-90% che perdi, quindi in Serie A è molto difficile salire la china, e lui la sta facendo pian piano, ha ridotto le lunghezze, è arrivato a un punto dal Parma o a 2, non ricordo bene. Sì, è a pochissimo, a un punto dal Parma, 2 invece da Cagliari e Torino, a 14 punti. E quindi ora sta nel mucchio e si può giocare le sue chance di salvezza fino alla fine. Perché poi le altre squadre sono a 18 punti, l'Udinese, lo Spezia e il Genoa, e proprio contro il Genoa dovrà giocare questa sfida, la prima di ritorno per quanto riguarda anche qui in Serie A, rossoblu contro rossoblu, possiamo dire. Eh sì, ma come ti dicevo prima, ormai è arrivato nel mucchione, lì ha ridotto le distanze, e credo che dipende sempre dalla squadra, dal Crotone stesso, però siccome sta facendo una scia positiva ci sono belle speranze che può rimanere ancora, più a lungo ci sta nel gruppone più possibilità ha di salvarsi, perché come ti ho detto prima che è facile perdere 2 partite di fila, perché se incontri Inter e poi Juve le perdi tutte e 2, 90%, poi è difficile risalire, però sta tenendo botto e credo che il suo rendimento ultimamente è salito. Francesco, non so se abbiamo ripristinato, così ti chiedo le 2 domande finali, perché mi hanno anche criticato che ti ho posto la domanda se la Regina può ancora ambire ai play-off, perché insomma la classifica è molto corta, perché no, magari è una squadra nata per un obiettivo, potrebbe anche vincere tutte le partite per la gara di ritorno. Io lo auguro alla Regina, lo auguro al Cosenza, a tutte le squadre calabresi di centrare obiettivi importanti, perché insomma sarebbe bello per il calcio calabrese, ecco, più in alto siamo e meglio è. Allora, spero che adesso mi si senta bene. Sì, ti sentiamo bene adesso. Perfetto, ho cambiato computer, cellulari, di tutto, però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, per quanto riguarda la Regina, l'ho già detto brevemente prima, cioè è una squadra che, come dicevi giustamente tu, se le vince tutte va ai playoff, che ha costruito una squadra per andare ai playoff, ma do ragione al mister. Se prendi Menez, Denis, che c'era già, Lafferty che poi ha dovuto svincolare, e tutta una serie di giocatori, Cionek, e tutta una serie di giocatori con un grosso background in Serie A, e comunque a livello, non dimentichiamo che Menez ha fatto la Champions, e se non vado errato anche Denis forse col Napoli, ma non ne sono sicurissimo, dovrei ricontrollare, mi pare di no. Ma comunque stiamo parlando di giocatori con un background importantissimo. Se li prendi tutti e comunque a una certa età, su 4-5 che ne hai preso, 2 o 3 non ti rendono, la tua squadra crolla, ed è normale che sia così. Quindi non so se credo che non sia stato un mercato tanto positivo quello estivo da parte della Regina, che comunque, ripetiamo sempre lo stesso discorso, nel calcio tutto è possibile. Fai 19 partite di fila che le vinci tutte e arrivi ai playoff, cosa che a me sembra non è impossibile, ma è improbabile. Ecco, cambiamo un attimino visione. E questo per quanto riguarda la Regina. Mi hai chiesto anche del Crotone, o ricordo male io? Sì, del Crotone, perché abbiamo inserito anche questo argomento che riguarda la Serie A, perché il Crotone giocherà contro il Genoa proprio nell'ultima sfida, un Genoa che si trova a 18 punti, il Crotone a 12, insomma deve cercare anche di vincere le partite casalinghe se vuole risalire piano piano la classifica e pensare di sperare in questa salvezza. Ma il Crotone, io lo dico da inizio anno, a un certo punto sembra un refrain, cioè allora,
posto che il Genoa abbia preso un allenatore specializzato in salvezze, il mister me lo confermerà, io Ballardini nel mio immaginario personale l'ho eletto al Nedo Sonetti del nuovo secolo, quindi per me è quella dimensione lì, cioè il Genoa ha preso Ballardini, sì, il Genoa si salva, e per il Crotone la vedo una sfida molto più difficile paradossalmente rispetto, per dire, a un Parma, a un Torino, che anche loro hanno preso dei nuovi allenatori ma devono ancora registrare un miglioramento. Il Genoa invece sta andando a gonfissime vele proprio perché ha un signor allenatore che è un tecnico con una coscienza e una grande capacità di giudizio da un punto di vista dello schema, molto pragmatico, molto tranquillo, molto sereno, che porta la squadra all'obiettivo stagionale. Niente di più e niente di meno, è quello che serve in questo momento al Genoa, e il Crotone dovrà stare attento, perché se perde contro il Genoa e le altre vincono, tutte quelle che ha davanti, inizia a farsi nuovamente dura, perché se scappano, scappano. Considerando anche che, e chiudo, Parma e Torino hanno già cambiato l'allenatore, e il Cagliari adesso non ricordo, mi sfugge se abbia esonerato Di Francesco, mi sembra di no, ma ho un vuoto di memoria. E quindi questo, il Crotone ancora a stroppa e non ha cambiato la marcia, ha fatto delle vittorie, sì, ha ottenuto dei pareggi, sì, ma per cambiare marcia è quello che ha fatto il Genoa, cioè in anelli una serie di risultati utili consecutivi, compreso contro l'Atalanta, che poi va a vincere 3-0 a San Siro col Milan. Intanto il Crotone fa sapere, questa è una notizia ovviamente di ieri e non di oggi, che ha preso Di Carmine per l'attacco, questo calciatore nato il 29 settembre dell'88 che l'ha acquisito dall'Hellas Verona e quindi insomma è a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Un altro calciatore che arriva quindi alla corte di mister Stroppa, ma andiamo a sentire le parole di Benali, che è un calciatore navigato lì in rossoblù. Soprattutto contento di tornare in campo dopo tanto tempo fuori e finalmente magari a dare il mio contributo alla squadra, però dispiace che non siamo riusciti a far punti. A livello fisico ancora devo migliorare, però piano piano sempre meglio e mi metterò a disposizione del mister. Sicuramente sì, è una partita per noi, è importantissima e sicuramente da non fallire. Bisogna fare i punti, bisogna muovere la classifica. Facendo così butteremo più squadre dentro e questo sarà il nostro obiettivo. Bisogna fare più punti possibile, bisogna vincere le partite sicuramente in casa. Purtroppo fuori casa stiamo facendo fatica a portare a casa i punti, questo sarà sicuramente fondamentale visto adesso che ci sono anche le partite importanti, quindi bisogna mantenere l'equilibrio e a crederci sempre, abbiamo bisogno di tutti davvero, sia la squadra che la città, quindi tutti insieme sicuramente si può fare visto che siamo ancora lì. Allora io non sono stato protagonista, però visto da fuori penso che la squadra ha dimostrato di poterci stare in questa categoria, cioè davvero ha giocato alla pari e tante volte è stata anche sfortunata con i risultati. Penso sicuramente bisogna migliorare alcune cose, però sono strasicuro che la squadra può far bene, come l'ho detto prima, tutti insieme, la squadra, la società, la piazza, la città, i tifosi, messi insieme verso il nostro obiettivo, sicuramente si può raggiungere questa salvezza. Tra pochissimo parleremo anche di Serie C, però io siccome ho mister De Rosa mi va di parlare anche di questo suo impegno per l'associazione degli allenatori proprio della provincia di Cosenza. So che mister, insomma, ci sono state le elezioni per il rinnovo del direttivo. Quali sono stati i segni tangibili che in questi anni avete portato proprio in questa associazione? Allora, guarda, ci sono state le votazioni il 4 gennaio, dove scadevano i 4 anni, sì, perché i presidenti uscenti fanno le votazioni, sì, sia provinciali che regionali. Io facevo già parte, sono il presidente uscente, prima delle elezioni. Abbiamo fatto un percorso per me molto nuovo e forse l'errore che abbiamo fatto noi abbiamo dato troppo carico al centro regionale, tutto poggiato sul presidente Pilato, che secondo me ha fatto
un buonissimo lavoro, un grande lavoro. Noi un po' per inesperienza, un po' per comodità, e poi c'è stato in mezzo anche il lockdown, che è un anno e mezzo che era tutto fermo, quindi non si potevano fare assemblee, non si potevano fare aggiornamenti dal vivo, si dovevano fare tutti online, non abbiamo potuto organizzare. Credo che solamente il 10%, il 15% sia stato un po' contrario a quello che si è fatto, ma si sono fatte grandi cose. Abbiamo portato una sede dove non ce l'ha quasi nessuno, una sede dove gli allenatori si possono ritrovare. Lì è stata a Santa Caterina dello Ionio. Avete intensificato i corsi anche sul territorio? Sì, sul territorio si possono fare anche lì. L'abbiamo dedicato all'avvocato Corigliano, che è di Cosenza, che è stato lui a fondare l'associazione allenatori. Ci sono stati i familiari, l'abbiamo intitolata all'avvocato Corigliano la sede. Insomma, ci sono state fatte buone cose dove qualcuno sono rimaste non fatte, però anche colpa un po' del lockdown, delle cose. Si sono dovute rifare le elezioni perché è scaduto il quadriennio e ci sono state un po' di disassociazioni, ho visto, a queste ultime votazioni, perché c'erano un po' di correnti contrarie, sai, come la politica. Sì, come capita dappertutto. Ma meno male che non è tutto volontariato, non a scopo di lucro, non ci sono stipendi, anzi, io non mi volevo candidare, solo che il presidente uscente Pilato mi ha detto dai, un altro mandato cerca di farlo, poi mi sono candidato e sono stato rieletto di nuovo con gente nuova e anche gente corrente, questa qui che ti ho detto, una corrente parallela, dove c'erano questi ragazzi che hanno una gran voglia di fare, sicuramente possono dare una mano anche tuttora, anche se erano della corrente. Le porte dell'AIAC, siccome volontariato, sono tutte spalancate, e quindi non può far altro che aumentare il prestigio dell'AIAC sul territorio, che è una sorta di sindacato, uno che tutela principalmente l'amministrazione dell'allenatore, il contratto, e la grande base sono i dilettanti, perché loro vanno incontro a non essere pagati, e quindi noi tuteliamo questi allenatori, che sono tanti. E l'altra cosa più importante che si fa è cercare di migliorare la qualità degli allenatori stessi, con corsi, con aggiornamenti, ma su questo noi stiamo sempre sotto il settore tecnico, sotto la federazione, quindi dobbiamo avere da loro il permesso di certe linee guida, di certi aggiornamenti. Se vuoi stravolgere il calcio, ma le certezze del calcio ormai ci sono da migliorare, però divulgare, questo sì. Poi ci sono tanti giovani allenatori nascenti che insomma potrebbero puntare a categorie importanti. Ne abbiamo visti tanti in questi anni calabresi che sono arrivati anche in Serie A. Mi viene in mente adesso Gennaro Gattuso, uno di questi, però insomma sono partiti dai campi polverosi delle serie dilettantistiche per arrivare nelle serie maggiori. Quindi magari un sindacato, una sorta di associazione che tuteli questi allenatori per non scoraggiarli. Noi tuteliamo molto quelli nei dilettanti, la tutela del contratto, perché prendono già pochi soldi, poi cerchiamo di non farglieli perdere. Questa è la cosa e poi di dare più di tutela, più si va avanti anche su altri aspetti. Telegraficamente le chiedo invece il suo giudizio sulle altre squadre di Serie C, il Catanzaro e la Vibonese, che hanno iniziato già la prima giornata del girone di ritorno. Un Catanzaro che lo vediamo quarto in classifica con 32 punti, però c'è questa Ternana mister che corre a 49, quindi insomma possiamo dire che è già con un piede in non lo dire a me, perché io fondamentalmente sono un galletto, sono di Bari, quindi ho fatto tutta la trafila nel Bari. Però il Bari è a 41.
41, quindi Ma ancora... è secondo, però è troppo lunga. La Ternana sta facendo bene, non sta sbagliando un colpo, quindi sono quelle annate... tanto di cappello. La Vibonese si sta comportando bene, credo che Catanzaro stia facendo squadra, sia diventata quadrata, bella solida, perde poco. Sta facendo molto bene. Sta facendo bene. Secondo me potrebbe rimanere fino alla fine, non dico se va in Serie, se vince il campionato supera la Ternana, ben venga, però credo che i playoff li terrà stretti, secondo me. La Vibonesi anche è cominciato bene, ora sta facendo qualche vittoria in meno, però batterla è molto difficile. È una squadra tosta, una squadra rognosa, prende pochi gol, molto bene. Francesco, tu invece cosa ne pensi di queste due squadre di Serie C? La Vibonese ha pareggiato nell'ultima sfida proprio con la Cavese e adesso affronterà la Juve Stabio, mentre il Catanzaro riposa, però come dicevamo col mister prima è a 32 punti in classifica, ma la Ternana è proprio l'ammazza campionato, lo possiamo dire a chiare lettere, perché a 49 punti è difficile che possa a questo punto, cioè lo deve perdere lei il campionato a questo punto. Ma sì, ma la Ternana mi sembra abbastanza avanti, ha un ottimo allenatore che finalmente si è riscoperto tale, che è Cristiano Lucarelli, verso il quale nutro stima profonda più per ideologie politiche che non da un punto di vista calcistico, ma al netto delle battute il Catanzaro punterà ai playoff, come al suo solito, sperando in una sorte migliore rispetto agli anni passati. La Vibonese ormai si è attestata come una solidissima realtà di Serie C, grande merito da parte del patron Caffo, che è riuscito, peraltro dopo una retrocessione immeritata in Serie D, a ristabilirsi in modo molto forte nella terza realtà calcistica nazionale, quindi un plauso alla società della Vibonese, che comunque con una realtà non enorme è riuscita ad affermarsi. Alle volte dimentichiamo che la Serie C è il terzo livello di calcio nazionale, cioè non stiamo parlando di eccellenze o promozioni, con tutto il rispetto, stiamo parlando comunque di professionisti, quindi un plauso alla Vibonese. E per quanto riguarda il Catanzaro, ripeto, secondo me cercheranno di fare al meglio i playoff. Non possiamo farvi sentire, avevamo preparato le interviste del direttore sportivo Condò, ma anche di mister Calabro, proprio dopo l'ultima partita del Catanzaro. Non ve le possiamo far sentire perché purtroppo abbiamo preferito, non purtroppo, abbiamo preferito dare spazio alle vostre domande e quindi abbiamo risposto ai vostri quesiti, soprattutto nella prima parte della trasmissione. Io mi fermo qui, ringrazio Francesco La Luna per essere rimasto con noi questo pomeriggio. Grazie Francesco, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere, Anna. E grazie a Gigi De Rosa, anche a lui in bocca al lupo per questo suo nuovo quadriennio alla guida dell'Ajax, e quindi insomma mister la ritroveremo, speriamo presto, anche nei campionati giovanili del Rende, che questo lockdown insomma finisca il prima possibile. Grazie. Adesso vi lasciamo in chiusura alla nostra rubrica, come al solito, di Luigi Rogano e Luca Lepiane, che ci fanno ridere un po' per quanto riguarda ovviamente alcune battute che fanno loro, alcuni sketch. Vi lascio a questo, ringrazio Luca Chito in regia, ringrazio Massimiliano Fino all'audio e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie mille. Lui che bel cane, complimenti. Hai visto? Ecco, è un cane di guardia. No, è da Sila. Ah, ok. E via.